Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Lea Melix e quest'oggi faremo la mia prima volta tag. Allora, fare ancora con il tuo primo amore? No, perché non ho mai avuto un primo amore. Qual è stata la prima bevanda alcolica che hai provato? Credo birra o forse un po' tipo spumante per Capodanno. Qual è stato il tuo primo lavoro? Se si considera lo stage fatto a scuola, in agenzia viaggio, ok, altrimenti non ho mai avuto un lavoro. Qual è stata la tua prima macchina? E uso la macchina insieme a mia mamma, è una DS3 Citroen e non ho la mia macchina. Qual è stata la prima persona alla quale oggi hai mandato un messaggio? Messaggio nessuno. E messaggio di WhatsApp credo o sul gruppo dello ski jumping o nel gruppo di Once Upon a Time, che erano tipo le 3 di notte, ed è oggi. Qual è stata la tua prima insegnante? Di sicuro alle elementari, credo la Cinzia Spadoni e la Cinzia Blu, Cinzia Rossa, che erano di tipo italiano e matematica. Qual è stata la prima persona a cui hai pensato questa mattina? Siccome questa notte alle 4 ero ancora sveglia, stavo guardando video dello ski jumping e Peter Preu. Ops! Dove sei andata la prima volta che hai preso l'aereo? Se era a 6 anni, ok, se no prima non mi ricordo, comunque a 6 anni a Londra. Come si chiama la tua prima migliore amica? Ne parli ancora? E si chiama Nicole, credo che sia stata lei all'asilo, e no, non ci parlano più da un anno e mezzo, 2, perché l'ultima volta ci siamo incontrati sull'autobus, ma siccome andiamo a scuole diverse, superiori, università diverse, non ci vediamo più. Io è stata la prima volta che hai dormito fuori casa e forse quando ero in terza elementare, in cui siamo andati in Umbria. Qual è stata la prima persona con cui hai parlato oggi? Mia mamma, fisicamente, se no persone su WhatsApp. Di chi era il primo matrimonio a cui hai partecipato? Credo che fosse il matrimonio di un amico di mio babbo. Qual è stata la prima cosa che hai fatto questa mattina? Ho guardato il cellulare per vedere che ore erano. Qual è stata la prima volta che ti sei rotto un osso? Fortunatamente non mi sono mai rotto niente, proprio niente, neanche distorsione, niente di niente. E sì. Qual è stato il tuo primo piercing? Vero. Non ho neanche più il buco dell'orecchino, quindi. Qual è stato il primo paese straniero che hai visitato? Credo l'Austria, che ho imparato a camminare in Austria e tanto l'ho per l'Austria. Qual è stato il primo film che hai visto al cinema da sola? Da sola? Non ne ho idea, perché non mi ricordo. Qual è stato il tuo primo compagno di stanza? Allora, non ho mai avuto coinquilini, al massimo quando siamo andati in gite o vacanze studio, e credo che fosse appunto in terza elementare ed erano persone che non conoscevo. Qual è stata la prima cosa che impareresti se ne avessi l'opportunità? Finalmente questo settembre imparerò finalmente il tedesco, le lezioni, che è tipo dalla quinta elementare che desideravo imparare il tedesco. Yes. E poi sarai una sciatrice migliore. Qual è stata la tua prima lezione di vita? Pensa a te stesso e non agli altri, credo. Non lo so. Le domande sono finite, spero che
questo video vi sia piaciuto con i dino tumbler fighi e ci vediamo al prossimo video, ciao!